Ieri a Forcella c'è stata una performance meravigliosa, Disarmante Speranza, in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti, anzi ringrazio Renato Lori, il direttore, Rosita Marchesi, il presidente, tutti gli alunni, tutti i professori che hanno realizzato questa scultura meravigliosa. Questa mano impugnava un'arma, noi siamo contro la guerra e abbiamo accolto Amal, questa burattina di 3 metri, profuga siriana, che ha fatto un giro per Napoli, è venuta prima da noi con i ragazzi di Scalzabanda, gli allievi di Davide Iodici. Naturalmente questa è un'idea del nostro regista Davide Iodici. Insomma, siamo felici perché questa mano che oggi impugna una matita per scrivere il nostro futuro è un'opera d'arte, quindi da domani potrà impugnare tutto quello che vogliamo. Un cono gelato, la rivoluzione, la bandiera italiana, che ne so, un rotolo di una carta musicale straordinaria che vogliamo far diventare, come dire, che vogliamo lanciare nel mondo. Insomma, grazie Forcella, questo è un simbolo di questo quartiere e del Teatro Trianon. No alla guerra!